Partito oggi da Montevago il bus umanitario che porterà in Polonia un carico di medicine e beni di prima necessità e che tornerà in Sicilia con a bordo una quarantina di profughi ucraini. L'iniziativa, denominata Un cuore per l'Ucraina, è promossa dal comune di Montevago in collaborazione con l'associazione di volontariato A Cuore Aperto, da sempre impegnata in progetti di assistenza sanitaria e all'istruzione in Tanzania. Diversi comuni della provincia che hanno partecipato all'iniziativa. I medicinali saranno consegnati a Lublino a un medico dell'ospedale di Sumi, tra le città ucraine sotto assedio, dove nella giornata di ieri, con l'apertura dei corridoi umanitari, è stato possibile per le agenzie fare arrivare i primi aiuti e i primi soccorsi. Questa mattina la grande solidarietà che non solo Montevago ma i comuni vicini hanno avuto per questo progetto che ha lanciato il comune, le associazioni del territorio e l'associazione A Cuore Aperto, i cittadini che hanno aiutato, che abbiamo stracaricato il pullman, sia ovviamente anche nella parte superiore. La tappa principale sarà, dopo l'imbarco di questa sera a Palermo per Napoli, arrivare a Napoli e caricare gli altri farmaci che ci sono stati chiesti con grande insistenza da parte dei medici di un ospedale che lavora sotto le bombe. Dopodiché arriveranno, credo, non so, via Cracovia a Lublino, e lì ci sarà, diciamo, il primo punto di contatto, intanto con una persona del governo polacco che sta facendo da tramite a questa operazione, grazie al professore Ruvolo, e poi con questi medici che con ulteriori camioncini e furgoni verranno a prendere il materiale. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio, io devo ringraziare tutti i volontari in maniera indistinta. Le scatole sono state tutte catalogate, sono con la dicitura di quanto contengono sia in lingua ucraina che in lingua italiana, e stiamo cercando di portare veramente il nostro cuore a questi fratelli ucraini. Siamo poi in attesa di sapere i risvolti. Ad oggi non siamo nelle condizioni di avere il numero delle persone che ritornerà poi qui in Sicilia, dove ad attenderli c'è una comunità che a braccia aperte e col cuore grande ha preparato tutto. Abbiamo avuto aiuti, Burgio è venuto con un pullman, il comune di Burgio, Santa Margherita, sia le associazioni, la parrocchia, hanno partecipato tutte le associazioni di Santa Margherita, poi hanno partecipato singoli cittadini, la comunità di Montevago, Ribera è venuto a portare materiale, insomma ognuno ha cercato di dare quello che noi abbiamo chiesto, e abbiamo chiesto soprattutto medicinali. Infatti il pullman è pieno di medicine e prodotti per bambini, traverse per anziani, bende, garze, questi beni di prima necessità. Secondo la tabella di marcia l'arrivo sarà per martedì pomeriggio in serata, e poi da lì ci terremo in contatto, perché ci sarà appunto chi farà delle riprese, aggiorneremo quotidianamente, anche per una questione di sicurezza, ci aggiorneremo e ci aggiorneranno, e staremo a seguirli lungo tutto il viaggio. Tutto quello che in Polonia avverrà con l'aiuto di padre Sebastian e di questo un medico e un uomo del governo polacco. Poi mi sono raccordata come comune, come sindaco, con la prefettura, col prefetto e con la questura. Monitoreremo la situazione.